Benvenuti a questa nuova edizione del Festival Attobius, il festival di turismo esperienziale che si svolge a Dolianova dal 15 al 19 ottobre 2024. Festival patrocinato e realizzato con il contributo della Regione Sardegna e del Comune di Dolianova. Io mi chiamo Alessandro Picciao e sono il presidente dell'associazione Attobius. Oggi vi presenterò la Sardegna dal punto di vista geografico e quindi analizzeremo quelle che sono le sue caratteristiche per quanto riguarda il paesaggio, la natura e la fauna. Come vedete, la Sardegna si trova al centro del Mediterraneo occidentale e vediamo come questa sia alla sinistra della penisola italiana e sotto l'isola francese della Corsica. Qua vedete come la Sardegna sia suddivisa da un punto di vista amministrativo in 4 province che sono la provincia di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, più la città metropolitana di Cagliari. La Sardegna ha 1.600.000 abitanti e il suo capoluogo regionale, Cagliari, 160.000. Cagliari la città più popolosa, capoluogo regionale e anche ex capitale del Regno di Sardegna. Questa è un'immagine del satellite dove possiamo vedere alcuni aspetti naturalistici dell'isola. La superficie della Sardegna è di circa 24.000 km². Questo ne fa la seconda isola più grande del Mediterraneo occidentale dopo la Sicilia. Vediamo in quale diverse tipologie di territorio è suddivisa l'isola, che è caratterizzata per un buon 13% da montagne. Le montagne più alte si trovano nella zona centro-orientale, dove troviamo Punta La Marmora, che è il monte più alto della Sardegna, che misura circa 1.800 metri. In quest'area montuosa della Sardegna abbiamo degli inverni più freddi rispetto al resto dell'isola e abbiamo anche la neve per alcuni mesi. Poi abbiamo circa 18% di pianure. La pianura più estesa la troviamo in questa zona centro-sud dell'isola, una pianura che si estende dal Golfo di Cagliari sino a più o meno il Golfo di Oristano, pianura che si chiama Campidano, nome che deriva dalla parola campo, proprio in riferimento alle attività agricole che qua si svolgono. Ma l'isola è caratterizzata per la maggior parte da colline, per circa un 67%. Poi l'isola ha un profilo costiero di oltre 1.800 km. Pensate che l'Italia ne ha in tutta la sua estensione 7.450, quindi buona parte del profilo costiero dell'Italia, inteso come stato, stanno proprio in Sardegna. E alle spalle delle coste abbiamo tante zone umide, quali lagune e stagni. Così, ad esempio, è a Cagliari, dove
nel golfo di Cagliari, alle sue spalle, abbiamo il parco di Molentargius, che è formato dalle ex saline di Stato, dallo stagno e dalla laguna. È una zona umida di interesse internazionale, protetto dalla Convenzione di Ramsar, popolato da moltissime specie animali, la cui più importante e famosa è il fenicottero rosa, che ormai dagli anni 90 anche vi nidifica. Come clima parliamo di clima mediterraneo, quindi inverni miti, estati calde e scarse precipitazioni. In questa mappa della Sardegna vediamo i tanti parchi che vi si trovano. La Sardegna ha una superficie di parchi circa 300.000 ettari, quasi pari quindi al 14% di tutto il territorio regionale. Parchi caratterizzati da vegetazione di macchia mediterranea, dove sono presenti tanti animali selvatici e alcune specie endemiche, come ad esempio abbiamo nell'altopiano della Giara, altipiano di origine vulcanica risalente a circa 2,5 milioni di anni fa, dove vive uno degli ultimi cavalli selvatici d'Europa, che si chiama cavallino della Giara. Ma la Sardegna è conosciuta in tutto il mondo per le sue bellissime spiagge. Prendiamo a titolo di esempio, giusto per darvi un'idea, una delle spiagge che si trova nel sud dell'isola, quindi vicino a Cagliari, che si trova a Ville Simius, spiaggia di Porto Giunco, spiaggia caratterizzata da una finissima sabbia bianca, è circondata da lussureggiante vegetazione di macchia mediterranea.